Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Fari puntati questa sera sulla due ruote, la bicicletta, perché la regione, anzi la giunta regionale da poco ha approvato il piano regionale della mobilità ciclistica. Uno strumento importante, la nostra è stata la prima regione in Italia a farlo e questo andrà a declinare tutta una serie poi di documenti, di azioni che verranno fatte sul territorio, tutte a favore del mondo della bicicletta, che fa bene a tante cose, innanzitutto all'ambiente perché è uno strumento super ecologico e poi fa bene anche alla socialità, alla nostra salute e ultimo, ma non per ultimo, di sicuro anche alla nostra economia, perché naturalmente più saranno i turisti, gli appassionati della bicicletta, ma anche gli stessi friulani che faremo muovere in questo mondo e più insomma si potranno riempire lungo questi itinerari, molti turistici appunto, anche i ristoranti, gli alberghi e quindi sicuramente la nostra economia ne risentirà in modo positivo. Dicevamo uno strumento importante, vi presento subito gli ospiti con i quali parleremo questa sera del mondo della bicicletta a partire, grazie molte per essere con noi, all'assessore Graziano Pizzimenti, assessore alle infrastrutture e al territorio della nostra regione. Buonasera Pizzimenti. Buonasera, buonasera a voi. E buonasera a Renato Chiarotto, presidente degli Amici del Pedale FIAB Medio Friuli. Buonasera Renato. Buonasera anche a Luana Casonato, presidente di A Ruota Libera della FIAB di Pordenone. Buonasera. Lo dicevamo prima, importante anche per il turismo, abbiamo con noi Giuliana Ganzini-Quendolo che è un'albergatrice e titolare del Bike Hotel Suite Inn di Udine. Buonasera. Grazie, buonasera a voi. Allora, partiamo da lei, assessore, naturalmente a illustrarci questo piano molto importante, primo passaggio in giunta, poi farà un altro passaggio naturalmente anche in consiglio, però era uno strumento molto atteso dagli amanti della bicicletta e finalmente insomma ha visto la luce. Ecco, se ce lo illustra di che cosa si tratta e quali sono insomma le caratteristiche fondamentali di questo documento. Sì, è il piano che è stato approvato dalla Giunta su mia proposta a metà marzo di quest'anno, in cui viene praticamente regolamentato quelle che sono le indicazioni fondamentali tecniche per la ciclabilità all'interno del territorio Friuli Venezia Giulia. È un piano fondamentale per lo sviluppo della ciclabilità in quanto tale, perché al suo interno parla sia di ciclovie e di cicloturistiche, quindi come ha detto giustamente lei è il primo in Italia, quindi siamo anche molto fieri di questo e come tutti i piani ha 60 giorni per osservazioni, poi deve andare in commissione regionale e poi ritorna in giunta per l'approvazione finale e da qua si parte con una visione che di medio e lungo periodo, cioè dai 5-10 anni di programmazione, e dà l'idea di quello che si può fare, che si deve fare all'interno del territorio e soprattutto come si deve fare. Per cui vengono individuate ben 9 ciclovie di livello 1, cioè quelle più importanti a livello territoriale, che sono di fatto ciclovie che vanno da nord a sud del Friuli Venezia Giulia, ma anche da ovest ad est, quindi attraversano tutto il nostro territorio, si incrociano, si intersecano e soprattutto diventano fondamentali anche per quelle ciclovie che poi sono di secondo livello, che riguardano più i territori comunali. Quindi una rete di ciclovie che andranno a soddisfare tutte quelle che sono, diciamo così, le percorribilità all'interno del nostro territorio. Ecco, qual è stata la difficoltà che insomma ha impedito che questo si facesse prima? Perché naturalmente era uno strumento richiesto e poi le chiedo anche qual è la funzione, ecco, che cosa succederà dopo, che cosa deve succedere? La difficoltà, intanto è stato recepito una legge nazionale che prevede che le regioni adottino e si adottino di questi piani regolatori della ciclabilità. La difficoltà perché chiaramente bisognava intanto individuare i tracciati, poi metterli su carta e poi approvare con una serie di documenti. Ricordo che sono ben 48 gli studi fatti all'interno del piano per poterlo approvare, quindi è una cosa abbastanza complessa, sono stati quasi 2 anni di lavoro, per cui ringrazio anche ufficialmente gli uffici e i tecnici che ci hanno lavorato, perché è stato un lavoro d'equipe, perché poi sono stati presentati in tutto il territorio regionale, cioè prima dell'adozione abbiamo fatto una serie di incontri sul territorio per capire se quello che stavamo facendo, quello che stavamo proponendo era, diciamo, soddisfacente per quelle sono le esigenze e le aspettative del territorio. Quindi una collaborazione stretta tra noi, il territorio e i tecnici.
Eh sì, la FIAB sicuramente insomma, lo aspettava da tempo, Casonato. Voi insomma, credo che guardiate a questo strumento con particolare interesse. Quali sono insomma, anche le osservazioni che avete fatto in fase preliminare, come diceva l'assessore, e qual è anche insomma, la soddisfazione che c'è adesso? Ricordiamo che è un primo punto, perché poi insomma, diciamo che adesso viene il bello poi. Beh, diciamo che, come diceva l'assessore, è un grande risultato, la soddisfazione è grande perché il Friuli è la prima regione in Italia che si dota di questo piano. Noi abbiamo fatto delle osservazioni preliminari, la maggior parte, quasi tutte, sono state già recepite. Adesso prepareremo delle osservazioni di dettaglio, ma che più che osservazioni sono degli spunti di collaborazione per quella che sarà poi la fase successiva del piano, perché abbiamo detto è un piano molto importante che individua, come diceva l'assessore, quelle che sono le direttrici più importanti e interessanti dal punto di vista cicloturistico, ma non solo, della nostra regione, perché comunque poi alcuni tratti di quelle che sono le direttrici cicloturistiche potranno essere in futuro anche utilizzati ed essere molto importanti anche per lo spostamento delle persone quando si muovono all'interno dei territori comunali o provinciali. Ecco, ricordiamo anche quali sono le ciclovie, tanto per avere una mappa, ecco, di quali sono proprio i tracciati, ecco, che sono presenti sul nostro territorio, dai quali poi ha preso vita tutto. I tracciati, come diceva, ne citiamo alcuni fra i più importanti, sì, senza recitarli tutti. Abbiamo l'asse nord-sud, che appunto è l'Alpe Adria, l'asse più importante nord-sud, che è l'Alpe Adria, poi abbiamo l'asse est-ovest, che è rappresentato dalla ciclovia pedemontana del Friuli, poi abbiamo sulla costa la ciclovia che va da Trieste a Venezia, per citare le più importanti, ma non sono le uniche. Il fatto di aver individuato le direttrici su quelle che sono le parti più belle, diciamo, della nostra regione è anche un ottimo auspicio per il futuro, perché vorrà dire che quando saranno che le opere che si trovano oggi lungo queste direttrici, che magari non sono adatte ad essere percorse in bicicletta, in un futuro invece lo saranno, perché è parte di questo piano. La cosa importante del piano, dicevamo direttrice nord-sud ed est-ovest, io sono presidente di FIAB Pordenone, quindi della finestra sul Veneto, è molto importante che la connessione anche che questo piano ha con il piano della regione Veneto, e che quindi completa quelli che sono gli itinerari nazionali che permettono di unire Venezia, poi passando dal Friuli alla Slovenia e all'Austria poi. Quindi diventa, diciamo che Friuli l'aveva già, ma con questo piano acquisisce una maggiore dignità di crocevia anche per quello che è il turismo cicloturistico del Sud Europa, ma non solo, perché ci sono già i gruppi di cicloturisti che arrivano per esempio dall'Olanda o anche da più lontano, vengono a percorrere le strade della nostra regione. È importante capire adesso, dopo questo primo passo, come si andrà avanti, però sicuramente senza questo piano non si sarebbe potuto parlare di futuro. L'auspicio di FIAB appunto è che poi si entri nella fase di realizzazione, si seguono le priorità che nel piano sono già definite, e che all'interno del piano vengano realizzate le ciclovie, quelle che vengono definite di qualità, che sono standard che la Regione conosce e che tra l'altro ha anche definito, perché la nostra Regione ha delle linee guida sulla realizzazione di biciplan, piani della mobilità sostenibile e ciclovie molto, molto chiare, che i comuni adesso dovranno seguire e quindi completare. Perfetto, insomma l'ha un po' introdotto, l'avevo detto anche io prima, ci hanno aiutato anche un po' le immagini. Sicuramente il fatto che arrivino turisti da tante parti, non solo dell'Italia ma anche d'Europa, Ganzini-Quendolo sicuramente aiuta anche gli alberghi che sono amici della bicicletta, come è il suo caso, ecco. Sì, certo, tra l'altro Alberga Bici è una brand della FIAB Italia, per cui c'è già un collettore di alberghi che insomma antesignani per quanto riguarda il turismo e il cicloturismo della bicicletta in Italia.
il grosso anche nella nostra regione lo fanno sicuramente i cicloturisti stranieri per il momento, quindi certamente il successo dell'Alpe Adria ha aperto ad altre possibilità, e il Premoci sicuramente anche per il turismo rappresenta davvero un completamento di quanto promesso, perché insomma, preparandomi a questo intervento oggi sono andata a scorrere un po' le notizie che risalgono a 4 anni fa, e non sempre le amministrazioni promettono cose che poi vengono mantenute. Invece già qualche anno fa c'era già un gran parlare di questo Premoci, e quindi la regione Friuli-Venezia Giulia, che ha completato questo iter, sicuramente si dota di un grande passo in avanti, tra l'altro in un segmento dove per il Friuli il cicloturismo in sostanza in percentuale pesa più che in altre regioni, perché magari noi siamo arrivati turisticamente dopo anche alla nostra, diciamo così, autostima turistica, e quindi qui il cicloturismo ha cominciato a produrre percentuali di peso maggiori magari al turismo culturale, che per esempio in Veneto chiaramente pesa grandemente. Quindi è sicuramente un segmento inatteso per alcuni anche operatori, diciamo, del sistema turistico. Anche non ci si aspettava un tale successo dell'Alpe Adria così in pochi anni, e ovviamente insomma, c'è chi ci ha creduto prima e c'è chi dovrà ricredersi adesso e armarsi di servizi adeguati. Grazie, poi entreremo anche meglio nel dettaglio del suo hotel, anche con i contributi filmati. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, continuiamo a parlare poi con i nostri ospiti di bicicletta tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, il mondo della bicicletta, insomma, l'abbiamo declinata in tanti aspetti, da quello turistico a quello della salute a quello ambientale, naturalmente grazie al Premoci, questo piano della mobilità ciclabile a cui ha dato vita la Regione dopo tanti anni. Assessore Pizzimenti, ci dà anche un quadro a livello chilometrico, diciamo, e anche a livello però economico di quanti soldi sono stati investiti e saranno investiti sulle ciclabili? Beh, prima di tutto diciamo che il Premoci individua ben 1300 km di ciclabilità all'interno del nostro territorio, che sono tanti, perché è una regione relativamente piccola. Di questi oltre quasi 500 km sono già stati realizzati, come sono fruibili, diciamo così. Poi c'è una serie di investimenti che si stanno svolgendo proprio in questi mesi, che derivano anche da fondi statali, per fortuna. In particolare la Trieste-Venezia sono stata finanziata un primo lotto da 8 milioni e un secondo da 20 milioni che stiamo progettando già per l'esecuzione delle opere, in accordo anche col Veneto, che il Veneto anche lui, la regione Veneto ha circa una ventina di milioni a disposizione, quindi stiamo vedendo di progettare e poi realizzare tutta questa parte qua. Inoltre la regione, oltre all'acquisto della Pinzano Casarsa, opera memorabile, mi dicono, da oltre 20 anni attesa, da più di 20 anni attesa, e siamo riusciti ad acquistare dal Sedime e da RFI, che non è stata una cosa né facile né immediata, e poi abbiamo acquistato anche la famosa il pezzo, il tratto di strada, di ferrovia, sempre da Palmanova a San Giorgio di Nogaro, per fare una nuova ciclabile. Tolto questi acquisti che battono più o meno a 1.500.000 euro, la regione Friuli Venezia Giulia, da quando siamo noi come amministrazione Fedriga, in particolare col mio assessorato, abbiamo investito quasi 5 milioni e mezzo sulla ciclabilità, e altri 5 milioni li abbiamo dati a FVG Strade per appunto la manutenzione e nuovi tratti. Ricordo che 130 comuni sono stati finanziati per fare il biciplan, certo, per altri 3 milioni di euro. Quindi tutte cifre che vanno a investimento, ovviamente, che produrranno il loro effetto nel tempo, non immediato, ma che danno buone prospettive per quanto riguarda la nostra regione. Assolutamente, insomma, soldi che insomma, non si erano visti sicuramente in passato per il mondo della bicicletta. Allora, memoria storica del mondo della bicicletta è Renato Chiarotto, presidente degli Amici del Pedale. Insomma, con lei magari facciamo un passo indietro per capire come siamo arrivati fin qui. Sì, la storia è lunga, per dire, su incarico della Regione, la FIAP regionale si era mossa già 18 anni fa, appunto su incarico della Regione, per tracciare tracciare la RECI, la rete ciclabile regionale, di cui poi adesso
la Regione l'ha definita col Premoci, col piano regionale. Il piano regionale poi proviene da una legge innovativa, è stato anche detto in parte, la prima in Italia, la legge numero 8 del 2018, che si chiama, già nel titolo è importante, interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa. Cioè da quella legge lì poi scende tutto il resto dei piani, delle progettualità che successive, no? La prima cosa, per esempio, è il biciplan, quindi il finanziamento ai comuni per realizzare all'interno dei propri comuni o all'interno di più comuni consorziati un piano di ciclabilità appunto sicura e diffusa. È importante questo termine sicura e diffusa, perché significa che innanzitutto vengono definiti i criteri come devono essere fatti le ciclabili e i percorsi ciclabili. E diffusa perché deve coprire per forza tutto il territorio regionale, da cui per prima cosa appunto le grosse ciclabili, quindi quella che viene definito dal Premoci, dal piano regionale della mobilità ciclistica. È stato detto, ci sono 9 grosse ciclovie che coprono tutto il territorio regionale, da nord a sud, da ovest a est. Io mi soffermerei, se permettete, su tutto questo lavoro. Io devo ringraziare ma sentitamente l'ufficio dell'assessorato alle infrastrutture. Abbiamo lavorato molto bene con Ilaria, con la dottoressa Gobbino, Ileana Gobbino e tutti i suoi collaboratori in tutti questi anni per arrivare e tutte le nostre proposte, in buona parte le nostre proposte sono state accettate. Entreremo, come ha detto la mia collega di Pordenone, entreremo poi nel dettaglio adesso in questi giorni che ci mancano per che ci è concesso di fare le osservazioni, non lo possono fare qualsiasi cittadino. Sì, abbiamo visto prima nel sito della Regione, insomma, fare c'è i una comuni, per sezione esempio, apposita. che anche se perché non tutti poi si sono fatti sentire, hanno capito l'importanza di questo progetto, di questa legge. E quindi noi faremo ulteriori osservazioni sperando appunto che poi vengano corrette alcune cose. Se Assessore, mi rivolgo direttamente a lei, a me sta a cuore, ma non solo a me, ma alla Regione sta a cuore in particolare una ciclovia, la numero 6, quella del Tagliamento, perché voglio evidenziare questa. Abbiamo l'Alpe Adria, e ormai la conosciamo tutti, più o meno tutti l'hanno frequentata, se non in bicicletta, ma l'hanno vista passando con la macchina sulla Pontebana. La ciclovia numero 6 del Tagliamento, che si sviluppa su tutta l'asse del Tagliamento, dalla sorgente alla foce, può portarci, collegandoci appunto all'Alpe Adria, un grande sviluppo turistico. Io lo ritengo la seconda nostra ciclovia, realizzabile in tempi brevissimi. Noi diciamo c'è solo un ponticello che comunque è già stato finanziato all'altezza di Osoppo, vero Assessore? No, per essere completato. Diamo però importanza sia alla riva destra che alla riva sinistra. Non facciamo l'errore di classificarla A e B. Alla fine devo smentire un po' quello che nel piano è stato messo, sarà la sponda sinistra che prevarrà, perché è logico che chi scende sull'Alpe Adria verso Lignano sceglierà poi la sponda sinistra, perché è quella più facilmente percorribile, è già percorribile, già adesso vedo io coppie e gruppi di ciclisti che vengono dal nord, oltre ai nostri che facciamo percorreremo, perché quella è diretta proprio verso Lignano. Questo non vuol dire che la sponda destra non sia ugualmente importante. Il discorso di aver acquisito finalmente la ferrovia Caserta-Pinzano certamente permette
un passaggio anche quello molto agevole. E allora vediamo se l'assessore, insomma, che si è preso gli appunti. No, ma finisco, sì. finisco. No, ma sentiamo anche l'assessore prima, dopo la faccio intervenire di nuovo. Ecco. No, è chiaro che ha ragione, nel senso che una delle ciclovie più importanti è proprio questa del tagliamento, un po' perché fa da controaltare quella dall'altra parte, cioè quella che arriva da Tarvisio che va fino a Grano, quindi si andrebbe dall'altra parte che si arriva fino a Lignano. Per cui capisco la richiesta ed è giusto, per fortuna siamo riusciti a finanziare anche il ponticello a Usopo, quindi tutto sommato riusciremo, non so se in tempi brevi, ma certamente con uno sforzo in più riusciamo anche a ottenere questo risultato. Ecco, l'avete citato tutti e due, insomma, l'importanza anche poi dei finanziamenti ai comuni per fare i biciplan. A Udine è stato da pochissimo, proprio 2 giorni fa, approvato, insomma lo vediamo in questo servizio. È stato approvato ieri sera dal Consiglio Comunale di Udine il Biciplan, il piano regolatore delle bici. L'obiettivo è rendere la mobilità urbana più accessibile, efficiente, rispettosa dell'ambiente e inclusiva. La prospettiva, spiega il sindaco Pietro Fontanini, è accompagnare Udine verso un orizzonte di sviluppo sostenibile, con servizi innovativi, una mobilità ordinata e una piena valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale, architettonico, urbanistico. Udine, continua il sindaco, presenta le caratteristiche ideali per diventare una città a misura di bicicletta. Il piano aveva già incassato il via libera di ARPA, azienda sanitaria, soprintendenze e comuni limitrofi. Stiamo costruendo, ancora Fontanini, un circuito che, tra reti portanti e secondarie, porterà a circa 100 km di percorsi in città, cui si aggiungono ulteriori 70 di tratti nell'Interland. Aspetto prioritario del biciplan è programmare gli investimenti finalizzati a unire i tracciati e migliorare la sicurezza dei ciclisti, soprattutto nel tratto tra il terminal studenti, l'università e la stazione ferroviaria. Evidente che potenziare e migliorare la rete delle piste ciclabili porta anche a decongestionare il traffico cittadino, rendendo il centro urbano ordinato e riducendo le emissioni. Il biciplan del comune è stato realizzato per favorire il cambio delle modalità di spostamento quotidiano con il passaggio da auto privata a bicicletta nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Per ogni singolo quartiere è stato verificato se i poli principali quali servizi, artigianali, industriali e commerciali fossero già stati serviti da collegamenti previsti. Sono anche state istituite zone 30 per riqualificare lo spazio urbano e garantire maggiore sicurezza all'utenza debole. Allora, strumenti importanti questi, perché naturalmente non ci sono solo le grandi ciclovie, ma poi c'è anche la mobilità all'interno delle città. Casonato, anche a Pordenone, tra l'altro una quindicina di giorni fa ha approvato il biciplan e il PUMS. Sì, anche Pordenone la Giunta ha adottato il biciplan e il PUMS, adesso entriamo nella fase in cui si potranno fare le osservazioni e noi come FIAB collaboriamo con il Comune per vedere come sarà realizzato, come sarà realizzato poi sia il biciplan che il PUMS, ma la richiesta FIAB è sempre la stessa, cioè che come nel Premoci, così nel PUMS e così nel biciplan vengano realizzate delle soluzioni, perché possiamo anche dire non solo piste ciclabili, ma delle soluzioni che permettano, come diceva Renato prima, la mobilità sicura e diffusa. Anche parcheggi scambiatori, esatto, insomma, che non vuol dire colonnine delle biciclette elettriche, esatto. Ecco, diciamo che tutto questo o banalmente mondo... dove parcheggiare le biciclette, che è una cosa che è fondamentale, perché anche... Tra l'altro in stazione a Pordenone esatto. ieri le toglievano tutte. Oggi è l'ultimo giorno, poi da domani vengono spazzate via. Tutte le biciclette devono essere rimosse perché inizia la riqualificazione che il Comune sta facendo dell'area davanti alla stazione. Le biciclette saranno messe in un deposito e poi noi abbiamo già chiesto al Comune, quando finirà il periodo in cui il Comune le deve tenere per dare il tempo alle persone che non sono andate a riprendersele di decidere che cosa fare, poi vedremo se sarà possibile fare un progetto su queste biciclette che sono lì e rimangono Il progetto del bike sharing sta funzionando? Vediamo queste biciclette insomma, che si possono, arrivi in stazione, scendi, prendi la bicicletta. Diciamo che all'interno del PUMS e anche in questo progetto di riqualificazione della stazione è compreso anche, diceva l'assessore Ammirante, una
ripensamento di come strutturare il bike sharing, perché a Pordenone il bike sharing avrebbe più senso con delle stazioni anche posizionate per esempio nel polo universitario, all'ospedale. Allora sicuramente se ci fosse la possibilità di prendere la bicicletta in stazione e poi di poterla lasciare in altri poli attrattori in città, chiaramente funzionerebbe molto di più. Fino adesso non è molto diffuso, ma perché quello che c'è non funziona molto, però lo devono ripensare e riorganizzare. Dovrebbe essere una delle cose che vedremo a breve insieme con la riqualificazione della stazione. Grazie, grazie, ci fermiamo ancora per la pubblicità, poi restate con noi, parliamo poi di turismo, insomma si può partire da un albergo e farsi un bellissimo giro nel nostro Friuli Venezia Giulia e passare una giornata davvero incantevole, ve lo facciamo vedere dopo, tra poco. Di nuovo in compagnia di Economai FVG, adesso entriamo un po' nel vivo di quello che è anche un'esperienza turistica che si può fare in bicicletta in un albergo. Abbiamo qui Giuliana Ganzini-Quendolo del Sweet Inn di Udine, un bike hotel. Da lì partiamo con questo filmato che è stato realizzato proprio in collaborazione con il suo hotel e che ci fa vedere insomma una giornata un po' all'insegna della bicicletta sulle nostre strade del Friuli. Vediamo. Buongiorno, dopo una bella dormita adesso andiamo a fare una buona colazione e dopodiché si riparte, andiamo a visitare le colline nei dintorni di Udine insieme al nostro amico Pier Francesco. Adesso andiamo a chiedere alla Giuliana, la manager dell'hotel, 4 informazioni su Udine e dintorni. Adesso che stai in direzione di Pordenone, sicuramente uscendo da Udine potresti prendere la via dei Castelli e del Prosciutto, Ok. e quindi puntare verso Moruzzo e poi verso Fagagna e fino a San Daniele per un assaggio del prosciutto di San Daniele, e poi magari ricollegarti con la Ida un po' più in basso. Perfetto, allora adesso chiamerò anche un nostro amico local, il dottor Pierre, che ci guiderà in questo bellissimo giro. Siamo arrivati nella cittadina di Cividale, una delle più interessanti di tutto il Friuli Venezia Giulia. Da Cividale si possono raggiungere tranquillamente le vallate del Natisone, dove è possibile praticare attività legate al mondo dello sport outdoor, tra cui il river trekking o l'escursionismo. Inoltre è famosa anche per le attività legate al mondo del ciclismo, quali la Matta Down, un percorso di enduro molto famoso che possiamo vedere qua alle nostre spalle sul monte Mattaiur, oppure praticare il ciclismo in tutte le sue svariate forme, dal cicloturismo alla bici da scorsa. Insomma, anche da questa immagine vediamo sempre quanto è bello il nostro Friuli Ganzini-Quendolo. Per quanto riguarda l'esperienza che può regalare un bike hotel, ecco, quali sono i servizi
che fate e qual è il turismo anche, da dove viene il turista classico che insomma usufruisce dei vostri servizi, che cosa chiede? Beh, qui nelle immagini abbiamo avuto già un assaggio di quello che è un'evoluzione anche del cicloturismo. Siamo abituati a vedere i cicloturisti stranieri con delle city bike o anche delle e-bike. Qui abbiamo visto anche protagonista la gravel bike, che è quindi un altro segmento del turismo, anche più legato un po' al viaggio esperienza, che magari non premia tanto i bike hotel, non necessariamente, quanto magari delle altre strutture che sono più dislocate nei territori. Questo anche per dire che anche il video che abbiamo visto nasce dalla collaborazione tra noi, Udine e i territori limitrofi attorno a Udine, proprio perché abbiamo già lavorato insieme, perché la bicicletta ci ha unito molto più di quello che ha unito gli operatori turistici di questa regione, che erano appunto non allenati a collaborare insieme su determinate dinamiche del turismo. Un turismo come quello della bicicletta che appunto muovendosi fa sì che gli operatori condividano di fatto il cliente, il turista, e quindi deve essere seguito poi anche nella possibilità di creare delle esperienze diverse da nord a sud o da est a ovest, quindi approfittando di tutta la ricchezza e la varietà di paesaggi che ha il nostro piccolo grande Friuli. Quello che posso dire è che dobbiamo fare tutti un percorso. Noi stiamo cercando di passare dall'essere bike friendly hotel in città, quindi anche in una situazione magari dove la percezione del turista è quella di entrare in una situazione di pericolosità. Le città italiane poi per il turista straniero in particolare sono sempre un gran punto di domanda, perché siamo famosi per essere caotici e macchinocentrici, autocentrici, quindi chiaramente dobbiamo dare delle condizioni di sicurezza d'ingresso, perché la città lungo un viaggio, una vacanza in bicicletta comunque offre dei servizi magari maggiori, diversi, e anche e soprattutto nel nostro caso a Udine l'intermodalità con il treno, che è anche un altro aspetto molto importante per anche accorciare o coprire certe distanze o anche saltare dei giorni di pioggia e quindi non rovinarsi il viaggio vacanza. Quindi da dove vengono i turisti in genere? Quali sono i... Beh, diciamo, volevo anche aggiungere che questo video noi l'abbiamo girato in piena pandemia. Stefano Poletti è un amico, giornalista e anche una persona che ha svolto anche attività agonistica in bicicletta. Lui si trovava in un territorio a zona rossa e noi eravamo ancora bianca, ecco. E quindi ha detto no, fammi lavorare, fammi fare qualcosa, e quindi appunto anche noi come albergo eravamo fermi, e quindi è uno dei vari contributi della resilienza di chi insomma non è stato fermo con le mani in mano, e proprio come si diceva poco fa con l'assessore, chi ha lavorato nel mentre è pronto adesso per cogliere anche questi grandi segnali di ripartenza anche su questi turismi di tendenza. Quindi la domanda qual era? Scusi? No, i turisti più o meno da dove arrivano, ecco, diciamo. Sì. Principalmente adesso riceviamo il turismo della bicicletta del nord Europa, ma soprattutto dei mercati di prossimità, quindi Austria, Germania. Dobbiamo anche spingere ancora un po' più su, però negli ultimi anni, anche quest'anno per esempio, erano arrivate delle richieste da ciclisti veramente, ciclisti da strada, dal Cile. Però purtroppo appunto questi nuovi scenari hanno purtroppo creato delle difficoltà a chi anche oltre al treno e alla bici deve aggiungere magari anche l'aereo per avvicinarsi all'Italia. Quindi anche diciamo, posti più lontani non sono facilmente adesso dei bacini interessanti, però lo saranno sicuramente per i prossimi anni. Riguardo al biciplan, abbiamo visto prima il servizio, abbiamo insomma, fatto un commento anche per quanto riguarda Pordenone. È soddisfatta? Insomma, quanto c'è da lavorare ancora a Udine città? Non sono soddisfatta, perché le indicazioni che sono state date prima di una FIAB, anche comunque di persone che ovviamente sono tecnici anche e conoscono molto bene il territorio e la sua ciclabilità, che sono stati sentiti a livello regionale, non sempre sono sentiti invece quando il piano della mobilità si sposta a livello diciamo B. Ecco, quindi le linee guida della Regione sono assolutamente innovative e accolgono anche quelle buone pratiche del nord Europa che assolutamente noi dobbiamo importare per accelerare questa trasformazione. Però se queste poi non vengono calate anche nei biciplan dei comuni, ne abbiamo 130, che cosa sarà poi di questa ciclabilità così innovativa se poi non la raccordiamo, non la armonizziamo
non soltanto da un punto di vista del segnale stradale, ma soprattutto del modo in cui si attua questa trasformazione. Un esempio per tutti, un marciapiede ciclopedonale, che è la soluzione che in questo momento vediamo più adottata nel biciplan del Comune di Udine, è molto preoccupante, sia perché non è assolutamente riconoscibile e riconosciuto da un ciclista turista straniero, che è la nostra guida, ma tantomeno può essere una valida soluzione per mettere sulla strada in bicicletta persone che ancora non lo hanno fatto e che sono appunto incentivate da questi piani di mobilità. Per cui le faccio l'esempio, un'amica carissima che viveva sulla ciclabile dell'Alpe Adria, dice con tutti questi ciclisti mi voglio mettere anch'io in bicicletta, ma come faccio a raggiungere il centro storico in bicicletta con la bambina? E tu guarda che tu sei fortunata perché hai la ciclabile, non è che la ciclabile per i turisti la possono usare anche i residenti. Ora è chiaro che la ciclabile non può essere fuori dalla porta di casa di tutti noi, ma sicuramente percorsi con zone 30, con anche delle situazioni di non contrasto con l'auto e una maggiore educazione ovviamente di tutti noi. Quando cambiamo il mezzo di trasporto deve esserci anche un cambio della nostra testa ad accorgimenti vari. Chiarotto? Beh, ha detto bene la signora Ganzini, i biciplan devono attenersi alla legge regionale, altrimenti è un fallimento di tutto il progetto, di tutta la legge. Io devo sposare, cioè devo riportare le lagnanze dei nostri colleghi di Udine, no? Lì si è creato un grosso movimento di cittadini attenti alla mobilità in genere e quindi hanno fatto delle osservazioni su questo biciplan che non piace. Insomma, l'esempio dell'utilizzo dei marciapiedi per promiscui fra bicicletta e pedone è un fatto pericolosissimo e deleterio per entrambi gli utenti, soprattutto per i ciclisti. Io vorrei invece sposare e portare invece all'attenzione la necessità di creare zone 30. È il modo più facile, più economico di accontentare tutti. Cioè riuscire a rallentare in tutti i centri, anche i più piccoli, creando delle zone 30 che poi diventano arredamento. Fra l'altro la legge regionale dà anche dei finanziamenti per chi forse adesso non è più finanziata, ma eventualmente l'assessore la rifinanzierà. È un modo anche di creare arredamento nelle città, piccole e grandi, non sto parlando solo di Udine, di Trieste e di Pordenone, anche Codroipo, ma anche Lignano. Ecco. Creare le zone 30 mette nella condizione tutti di essere visti. Quindi l'automobilista che va piano vede perfettamente il ciclista vede l'automobilista e quindi sa regolarsi. Non occorre fare ciclabili, quindi non si spendono soldi. Ecco. Le spese si fanno per arredare il centro. Per i servizi. Vorrei approfittare anche per evidenziare invece un'altra ciclovia importante, una di quelle appunto del Premoci, la FVG4. No? Che noi come FIAB abbiamo battezzato AIDA, Alta Italia da attraversare. Non attraversa solo, la FVG4 parte da Sacile e arriva praticamente in Jugoslavia. La AIDA è stata creata su ciclovie esistenti su tutto il nord Italia, da Susa fino a Trieste. Ed è una ciclovia interessantissima. Ecco, su questa ho notato un interessamento di alcuni comuni, Campoformido, Basiliano, che si sono messi insieme, aspettano solo che si unisca Udine e Codroipo, che non hanno ancora deciso cosa fare, per migliorare questo pezzo di ciclovia, perché la legge stessa dà la possibilità a comuni che si aggregano, eccetera, di fare delle opere per migliorare queste ciclovie. E da qui ripartiamo subito dopo la pubblicità, proprio sentendo l'assessore, perché insomma si è fatta la cornice, però si è visto che dentro i contenuti insomma vanno fatti comune per comune in un certo modo tra poco.
Di nuovo insieme, ultima parte di Economai FVG. Allora, Assessore, lo dicevamo prima della pubblicità, voi avete fatto la cornice, i primi in Italia anche a presentare questo piano della mobilità ciclabile regionale. Abbiamo visto poi i comuni devono fare tutto un certo lavoro che deve avere delle linee guida che voi avete dato, insomma degli obiettivi che voi avete prefissato. Ecco, quali sono? Ci aiuta a capirli. Beh, allora è chiaro che nel Premoci, ma in generale nella stesura di BC Plan, ci sono delle linee guida ben precise che devono essere tenute in considerazione quando si redige il piano stesso. Poi calare questo in una realtà già consolidata nel tempo non è sempre né facile né neanche fattibile, per cui certe volte si possono incontrare delle situazioni che non sono prettamente tipiche del BC Plan o del Premoci. Certo è che quando si può si deve e quando non si può si cercherà nel futuro di mettere a posto. Questo è un po' lo schema che noi usiamo in generale. Qual è l'obiettivo finale? Così dico anche in generale quello che serve e quello che sarebbe l'obiettivo del BC Plan e dei BC Plan e dei Premoci. Beh, prima di tutto che il mezzo BC diventi e abbia la stessa dignità di qualsiasi altro mezzo di trasporto. Questo è fondamentale. Ma per far cosa? Beh, prima di tutto per incentivare il trasporto, per esempio casa-lavoro, casa-scuola, incentivare il turismo, il trasporto con il turismo, con le bici, integrazione con i mezzi di trasporto della TPL, cioè cercare il famoso bus bici, treno bici, nave bici, barca bici. Questo per cosa? Per ridurre il numero delle macchine in circolazione, quindi ridurre gli incidenti, ridurre l'inquinamento e quindi elevare la qualità di vita all'interno del nostro territorio. Ecco, questi sono gli obiettivi strategici. Poi chiaramente calati nella realtà qualcuno si riesce a ottenere subito, qualcun altro magari un po' più in là. Ecco, questi BC Plan poi anche realizzati dai comuni dovranno ritornare in un certo senso anche alla Regione per essere analizzati, per essere valutati, insomma, perché dovranno, insomma, giustamente come diceva lei, avere degli obiettivi e seguire alcune linee guida, ecco, quindi anche i comuni li devono fare con un certo criterio, ecco, non è un liberi tutti e avanti. No, i BC Plan hanno dei criteri ben precisi, tutti anche addirittura abbiamo fatto un seminario per chi doveva redigere il BC Plan, cioè gli architetti, gli ingegneri, per spiegare quali sono gli obiettivi del BC Plan e quali devono essere i criteri all'interno del BC Plan. Ripeto, però non sempre in una realtà consolidata come una città che ha storicamente delle attività ben precise si riesce a fare quello che è previsto. Assolutamente. Allora cerchiamo anche di capire un po' qual è il mondo della FIAB, insomma, perché gli appassionati della bicicletta iscritti a questa federazione sono tanti, Casonato, insomma qui abbiamo due esponenti, gli amici del pedale del Medio Friuli a ruota libera di Pordenone, ma ricordiamo anche ci sono Bisiacchi in bici di Monfalcone, Ulisse di Trieste e Abicitudine proprio di Udine, ecco, insomma siete tanti. Sì, i soci FIAB in Friuli sono 1200 circa, ripartiti 600 nella provincia di Pordenone e tutti gli altri sulle altre FIAB. E si danno tanto da fare, come diceva FIAB è la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Tutte le associazioni del Friuli sono federate a livello nazionale nella Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che, come ricordava prima Renato, lavora con la Regione a livello locale e con i comuni da anni. E per unire un po' quello che diceva e dare una testimonianza a quello che diceva signora Gaslini, parlando di cicloturismo, noi FIAB regionale l'anno scorso abbiamo organizzato un ciclo raduno in piena pandemia, un ciclo raduno diffuso, abbiamo invitato tutti i soci FIAB di tutta Italia qui in Friuli e organizzato 4 giorni di pedalate contemporaneamente Udine, Pordenone, Monfalcone e Trieste. Sono arrivati circa 300 ciclisti da tutta Italia perché appunto c'era la pandemia, abbiamo definito gli itinerari, li abbiamo pubblicati e devo dire c'è stato un grandissimo successo, però è venuto fuori quello che che gli albergatori dovrebbero fare, quello che la ricettività friulana dovrebbe fare, che come diceva magari tutte le federazioni, consorzi alberghieri la pensassero come la signora, perché poi alla fine le cose che servono al cicloturista sono poche, un posto sicuro dove mettere la bici,
e chiuderla a chiave. Sì. Qualche attrezzo se deve fare una piccola manutenzione sulla bicicletta, ma tutti i cicloturisti sono autosufficienti da questo punto di vista. Le indicazioni, come abbiamo visto nel filmato, che sono importantissime, le indicazioni di dove andare, perché la nostra regione purtroppo, abbiamo visto la guida della ciclovia Ida che aveva la signora nella sua struttura, che è una pubblicazione appunto di ciclo su Idea FIAB, o anche altre ciclovie, però dal punto di vista di pubblicazioni regionali purtroppo abbiamo ancora molto lavoro da fare sui percorsi. Andrebbero fatte delle guide, come siamo a segnaletica per esempio, perché per anche esempio, la famiglia che va a farsi il giro la domenica. Esatto, quella è l'altra nota dolente, perché il cicloturista che arriva dal nord Europa di solito o arriva con attrezzatissimo, con Garmin, tracce, quindi non ha bisogno di molta segnaletica, o arriva addirittura in gruppi organizzati con la guida, e quindi anche lì non serve. La segnaletica è importante per il tipo di cicloturismo locale, cioè il cicloturismo della domenica, fra virgolette, quello delle famiglie, quello che crea anche lui un movimento economico interessante. Perché poi si ferma a mangiare, e toglie traffico dalle auto la domenica, permette di allungare le stagioni al mare e in montagna, e favorisce anche, se ci si sposta da fuori città del Friuli alle città del Friuli, quello che può essere il turismo del weekend nelle nostre città, dove magari, parlo soprattutto per Pordenone, dove gli alberghi sono pieni durante la settimana per chi viene a lavorare a Pordenone, e si svuotano nel fine settimana perché appunto non c'è ancora questa, ci sono molti eventi, molte cose, ma dal punto di vista cicloturistico non ci sono ancora gli itinerari consolidati e il materiale per poter avere il cicloturismo. Comunque chi vuole iscriversi a FIAB e provare, noi siamo disposti ad accompagnare le persone, come facciamo in tutte le città dove c'è una FIAB, con tutti i volontari che conoscono a menadito il territorio. E poi insomma si possono fare tantissime gite e quant'altro. Ganzini Quendolo, so che lei è una grande sponsorizzatrice della Ida. Sì, a parte che nel 2019 noi abbiamo adottato 1 chilometro della Ida, ed è un progetto che è partito dalla FIAB Verona, ed in 2 anni è riuscito a produrre due guide, ma anche a tracciare tutta la segnaletica, quindi sono stati appunto, è stato un bellissimo progetto dal basso che adesso sta cercando di salire. Per quanto riguarda invece quello che diceva la collega di FIAB, noi ci siamo dotati come Hotel Suite Inn anche di 10 biciclette a noleggio per la città, e vengono utilizzate anche con appunto il nostro invito anche dalle persone che viaggiano per lavoro e che devono spostarsi all'interno della cintura urbana, quindi una city bike in hotel è ovviamente anche a servizio di un turista di lavoro, di un viaggiatore per lavoro, da chi viaggia per lavoro. Il mondo delle e-bike? Il mondo delle e-bike è parallelo rispetto a qualsiasi tipo di cicloturismo, anche le gravel sono adesso anche a pedalata assistita, quindi ce n'è di tutti i tipi e di tutte le fogge, sempre che arrivino, perché i nostri produttori di bici sono alquanto carenti adesso di modelli nuovi da immettere sul mercato, nonostante la grande domanda. Quindi assolutamente abbiamo una stagione di cicloturismo che ci salva anche da tutti gli altri segmenti che sono un po' più diciamo così lenti a ripartire, a causa anche degli scenari che ancora non sono ben chiari o stabili. Quindi, Chiarotto, tante sono le iniziative che fate, ce n'è una tra l'altro in particolare in arrivo molto importante in vista insomma di una giornata speciale che è questa Fiesta de Patrie, naturalmente del 3 aprile. Sì, le nostre associazioni, come ha detto Casonato, ogni sabato, domenica in genere, organizzano gite in bicicletta in regione e anche vacanze fuori regione. Abbiamo preso lo spunto, e qui ci siamo un po' uniti le associazioni regionali, abbiamo preso spunto dalla Fiesta de Patrie del Friul, che tutti sapete si svolgerà proprio domenica nel comune di Vitodasio come località principale, e quindi abbiamo organizzato una pedalata insomma da Codroipo a Casiacco. Per fortuna la parte diciamo civile della festa si svolge nella frazione di Casiacco, che è esattamente sotto la salita di Clausetto, quindi ci risparmia di fare la salita di Clausetto, anche se mi collego
alla risposta che aveva dato la signora prima, Con la il bici boom elettrica? delle biciclette sì. a pedalata assistita è veramente un boom e questo ha permesso innanzitutto di protrarre l'invecchiamento dei ciclisti. È vero. Ormai settantenni, ottantenni che vanno in È bicicletta vero. ce ne sono tanti grazie alla e-bike, oltre che appunto facilitare, per esempio a Trieste è ovvio che con la morfologia che ha la città di Trieste usare la bici normale diciamo diventa problematico. Con le bike si riesce a superare anche salite del 20%. Personalmente ero arrivato un po' al limite e ho dovuto anch'io decidermi a passare, no? Quindi uso questa e quella ovviamente. Certo, comunque questo Quindi è un appuntamento importante. L'invito per domenica, potete andare a vedere anche sul nostro sito, insomma, Amici del Pedale Codroipo, potete iscrivervi. Fra l'altro gratuitamente perché abbiamo fatto un accordo appunto con l'organizzazione della festa e quindi sia la copertura assicurativa che la pasta asciutta di mezzogiorno insomma, sarà garantita. Una bella festa e un bel modo chiaramente per noi ciclisti la pasta asciutta Esatto. è fondamentale. Un bel modo per fare la festa al nostro Friuli. Siamo in chiusura, Assessore Pizzimenti, insomma, ricordiamo quali sono un po' anche i passaggi adesso che aspettano, insomma, è stato approvato in giunta, ci saranno delle osservazioni che possono essere fatte, poi sarà il Consiglio, diciamo, a mettere la parola fine, insomma, e a rendere operativo. No, com'è? diciamo che è passato in giunta. Adesso sono i 60 giorni per legge canonici per le osservazioni al piano, perché è un piano regolatore a tutti gli effetti, seppur della ciclabilità. Poi va in quarta commissione, come dicevo un attimo fa, e poi ritorna in giunta per l'approvazione definitiva. Diciamo che questo è l'iter amministrativo. Quello che devo sottolineare è che tutte queste questo premoci che prevedono queste 9 ciclabilità di interesse regionali, ovviamente alla fine va a scontrarsi con quelle che sono le esigenze finanziarie per poterle realizzare. Il calcolo che è stato fatto per realizzare tutti i 1300 km va oltre i 200 milioni di euro. Come dicevo prima, siamo sulla quarantina già più o meno diciamo così, finanziati. È chiaro che ci servono molti altri, però era l'importante non solo partire, ma avere uno strumento certo e definitivo per i prossimi anni su cui lavorare. E da lì, insomma, poi pezzetto per pezzetto, insomma, si costruirà, ma insomma abbiamo visto che il mondo della bicicletta lo attendeva e lo ha accolto, seppure, insomma, con tutte le osservazioni del caso, che è giusto e doveroso fare, perché poi è chi va sulla strada con le biciclette che sa dare anche le indicazioni giuste, e speriamo appunto che i comuni poi sappiano anche recepirle. Ringrazio moltissimo i nostri ospiti, grazie all'assessore Graziano Pizzimenti, grazie a Renato Chiarotto e a Luana Casonato della FIAB, grazie a Giuliana Ganzini-Quendolo per essere stati con noi, grazie anche a Simone Caramaschi in regia. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è come sempre per giovedì prossimo. Buona serata.